curicao. Che su team do mondo a studiare sta luce su biciamo e su tempo andao. Intendo mao, ne documenti con sto sentito che anda sta appropriato. Che succede quando pare di chi si prangenti. Non è lacrima, scendi sta gente, mi su mentisi, ne su correnti. Che ha fatto denti macco su chi non ti comprendi. Te che succedendo poi mi menti. Poi di schiu che va rubio. Conto su chi più, commento il libro che andava di bestio e sa con chi pipio. Faccio su mio, se rosso mio, vado a se bio, niente che riuscio. E la adesso vedo libero, chi ha gatti il logo. Che tanti parri, tutto gioco, poi si aggiunge al rogo. Si che te l'innaseccata in casa. Amigos de voi se sono ben accattauso, ancora una volta un saluto umano di Alessio Mura, sono visto ancora una volta in questo bello studio, questa bella location, è su il studio di Marco Coino in Cravasa, ben accattauso, su viaggio casa nostro, poi se ci va da un vago in su cave bascio dessa Sardegna, ma pensa un vago in questa zona di Aristani, senza perché dovrò sono sul Montiferro, no? Può essere che un preciso io si inquadrai. Infatti con noi poi i ospiti si funti Diego Pani e Andrea Schirru dessa Roma, la città di notte, questo bello nome. Oh, ad D mobile sono andato ad andare in onda, non riuscitevo. Santo so picciocco, si conoscevo, amico, sono visto simpatici con Andrea e scio su percorso di usato e questo tu la sa una parte. Su che avevo presentato io è questo bello progetto. Cominciato vedendo proprio del singhiazzo, commenti nasce di scioperaio usato su chiari poi dai, commenti nasce di questo progetto, la città di notte e apposta si sigheso. Forza. Beh, su Sadruma nasce da quando sono tornato da vivia in Canada, quando sono tornato in Sardegna, si deve avere questa di venire a Parigi una Druma nuova che ti ha da fare blues, ma non solo, che ti ha da ispirare a musica afroamericana, però può da fare in una maniera abbastanza originale. E allora mi sono posto a cliccare musicista bravo, insomma, soprattutto amigos, certo. Che conosco bene. La prima persona è stata proprio Andrea, che conosco da un montone di tempo, che hanno studiato tutto il duo sul Conservatorio di Castello. E poi Frank Stara, che è un batterista di Castello. Un bravo batterista, Edoardo Meledina, che è il contrabbassista del gruppo. Io potendo manera di conoscere, solo bravo, ma mi pare che sia una bella criccicetta. Questo è Ottieresu, del suo capello. E quindi abbiamo cominciato a fare dare di questa band, di Tegrim il Fagre, e l'idea principale fu di questa di comunicare un messaggio, dare una narrazione bene, meta particolare, e quindi proprio per questo abbiamo pensato, poi te invece di fare in inglese, di fare in italiano, certo. Cerchiamo di fare una musica sì afroamericana, ispirata su blues, su jazz, finza su funk, tutto su musica che non si aggradano, però cercando di dare una idea italiana in salimba, ma pensa in sol racconto, in sa idea di tutto immaginario, e che si nasce da questa città di notte. C'è potevo tornare, ci funti artisti che funti un vago del riferimento per questo progetto, quindi a Sadeppe Ciccai uno d'uso. Andrea. Di teneso meta. Potevo nai Buscaglione, Fred Buscaglione, c'è pure una canzone che do tributa da potevo suonare. Buscaglione e tutta questa stagione dessa canzone italiana che castiata su America e sul rock and roll, finza Adriano Celentano. In anni sono 50, penso, no? 50, Safini del 50, 50-60. Sì, 50-60. E sì, questo immaginario. Però ho usato pensavo a qualcosa più europea che americana. Potevo suonare che tenevano due aspetti di questa città di notti. Una parte americana, strafottenti, rock and roll, e una parte meta più meditativa, che si ispira da finza su jazz nordico, con uomini tipo Bobo Stenson
o Vince Keith Jarrett, Poi che pure è certo. americano, ma è di una... Questo sono una resa, sì, questa idea. questa formazione sia europea che afroamericana. Ho detto su gente, insomma, che a parte essi suonatori, si vince sa musica, si vince sa studiata, uno in una maniera e uno in s'altra, non è usaici. Una domanda che è andata un poco fuori, ma che secondo me c'entra dentro questo progetto. Quanto è importante a si formare, questa formazione per un musicista secondo Satro, su Diego, secondo voi? Per me, la mia formazione, che è una formazione di un musicologo, Certo. è stata fondamentale non solo per comprendere mezzo la musica, ma anche per da vivere mezzo. Per me, tutto ciò che faccio come cantante è come essere in suo campo a fare ricerca sul campo. Risulta a tenere una esperienza meda per forte, proprio che avete dentro tutta una serie di strumenti che mi ha dato la musicologia per comprendere le varie sfumature, le varie angolazioni. Certo, è bello questo fatto che le due cose si misturano, no? Sì. Non vago, in questo caso cosa tu, questo lavoro che fai, questo studio, andai a cercare i commenti, sa gente si accosta da questa musica e questa musica si accosta da questa gente, perché voi appunto due cose le fate in questa maniera, entrata in questa musica che vai, se questo dopo domandavo Vince in sa radio, è questo un tema secondo me è di importo. Andrea invece non hai, del suo arri, nareso, formativo, tu sei uno che ha iniziato, da uscire, insomma, mi dà si contato, a suonare in scuola, se si accostava a questa musica in scuola. Chi deve si consigliare a uno che è stendisi, uno viciocchetto, no? Uno sciente, quanto è di importo a studiare questa disciplina che c'è di? Itandinara, è sta ici. Esti aici, studiare è importante, ma non c'è in scuola, studiare due cose. Una è a si votare a questa musica, a questo strumento e a tutto questo che c'è attorno. A giro, certo, sì. E poi a si informare, a studiare questa musica, non può suonare a 360 gradi. Certo. Una cosa che in scuola è difficile in meda. Chi uno vuole studiare in scuola è una cosa importante. Chi vuole imparare, sarti di imparare esatto, può diventare maestro. Ma chi vuole essere musicista è un'altra cosa, si studia è un'altra cosa, è una cosa che si fa ogni giorno, in ogni modo. È questo salvato. Difatti, si vuole in su strumento ogni giorno. Ma adesso dici, fuori da sono, e poi o che da sono. Giusta per mostrare abilità. Due bicchierini e mi aprono le porte. Entro con stile, contando le mie carte. Chi se ne frega cosa mai mi farà? Da solo questo amaro non si finirà. Eppure è vero che ho da fare, però ancora qualche mano giusto per rifarmi un po'. Ci prendo gusto, siedi vicino a me, stanotte non finiamo prima delle 3. Non preoccuparti dell'aggressività, beviamogli la vita in faccia a tutti questi qua. Ho sbagliato in fondo, ero sicuro. Invece no, ho sbagliato in fondo, non mi chiedere perché. Ho sbagliato in fondo, si è maledetto, quasi no. Ho sbagliato in fondo, non mi chiedere perché. La sigaretta mi rende fascinoso, giro tra i tavoli con fare sospettoso. Li spendo tutti, oggi mi sento un dio. Mi guardo intorno e ci sono solo io. Chi se ne frega cosa mai mi farà, da solo questo amaro non si finirà. Eppure è vero che ha da fare, però ancora qualche mano giusto per farmi un po'. Mentre gioco una mano di blackjack, vedo la sicurezza far fronte verso me. Sempre la stessa storia in questo posto qua, i soliti problemi con l'aggressività.
sempre come questa sera qua, la solita occasione per mostrare abilità. Come i cavalli o le corse o la schedina, oggi mi gioco tutto, poi ci penso domattina. Ho sbagliato in fondo, che sia dannato il casino. Ho sbagliato in fondo, non mi chiedere perché. Ho sbagliato in fondo, che sia giusto oppure no. Ho sbagliato in fondo, non mi chiedere perché. E siamo ancora in compagnia di Diego Pani e Andrea Schirro, questa puntata di Voedus e Sonus, in compagnia di Issus, che a Monti Sammettari, precisa, della città di notte, questa bella trumma, che ha fatto, insomma, un bello disco. Andrea, contaci uno vago, come ti nasce questo disco, quando ti sei registrato, come ti scrivi queste canzoni, se è in porto, pensa sul processo creativo, no? Certo. Ma le canzoni si nasce subito. È stata una cosa meta spontanea. Subito, tu decisi come ti scrivo Deo. C'è uscito. Tu posso andare? Poi gli ascoltatori. No, Andrea è uno che arriva in saletta e narra: oggi ho 3 idee nuove. E tu gli parla a spantare aici, no? È uno creativo, no? È andata in sa propria maniera. Però è attuato subito un processo di arrangiamento. Deo ponemo me da idee, ma non in sa totalità. Quella canzone nasce proprio in Parisi, facendo blues o jazz. Quindi facendo jam session? Sì, no? sì, facendo jam session. Facendo jam session. Tra l'altro, nasce di Aici in sa maniera cosa mia, poi dentro questa spinta, mia idea di Aici. Però è stata una bella cosa perché si comprendi immediatamente e poi stesso ha fatto tutto Diego, ha riposto proprio sa pintura da donata a isso. Cosa prima volta, non ho mai scritto in italiano, certo, tu scrivi sempre in inglese, no? Sempre in inglese, e cracchi oltre il sardo. Caccorta il sardo, certo. Però sempre in inglese. Ascolta, i stessi a ita si ispirano, che all'estero si no, si può dare un immaginario, no? Uno bello, come te ne hai, 2 volte sei in conca, e quindi tenesi questa idea che questa canzone può entrare o non può entrare. Come ti funziona questa scrittura cosa tua? Sa prima idea, poi il testo della città di notte, è un'idea cinematografica. È come l'idea di tenere una scena, magari ambientata appunto a de notte. In un zilleri, magari, no? In un zilleri, o magari questo zilleri di Casteduezzo in Marina, in no? Marina. In Danoa. O in Saia, in Sunotti. E magari queste cose che si pongono a raccontare a questa ultima ora della notte, con magari qualche storia incredibile di gusto che ha provato a vincere d'azzardo una squadra di calcio e sta barrato con una pulletta di abba e tennisca. certo. No? Questa storia che proprio andano bene ascoltare in un'atmosfera notturna. E questa atmosfera notturna sono 2. Una è relativa sul locale, se su ore, a San Luca, se a sa cosetta buffare, a sa musica alta, del suo locale a de notte. E l'altra invece è una città de notte tranquilla, meda oscura quasi, no? In cui si è portato a pensare a cosa della vita sua, no? Sì, mi racconto un vago tutta mia la città, no? Un vago un immaginario sì. Guarda, questo è un film di Jim Jarmusch. Che mi piace di medissimo, come ti nanta in Sarraman. Che si narra Night on Earth, no? Stanotte in su mondo. Certo. E questo è l'episodio, uno di questi episodi è Benigni, che fa tassista, certo, bellissimo. A Roma de notte. Sì, è bellissimo, certo. Questa città di notte. A posto. Sa prossima volta abituato a raccastiare e a poi pensare a questa musica di Osato, manca questo disco di Osato, no.
Commenti proprio quando desi registravo e a voi desi registravo, voi desi produce questo disco, Andrea? Ed io ho registrato a fine si stati in autunno a Sant'Onzo ed è sul 2019 ed ho fatto in Santo Sparao sul teatrino della scuola civica e ringrazio il Fisio Fiori, suo presidente che stati aiutato. Ma adesso ho fatto con su solito studio di Andrea Piraz e Roberto Macis, i produttori del suo disco, e Roberto da Vinza Mixao, Andrea di fatto di Spresa e Roberto da Mixao. E ho fatto 3 dischi in presa diretta, non ci funti sovrapposizioni, e ho fatto proprio come tipo suonare in concerto, in live. A questa maniera beccia, e successivamente Diego è arrivato in suo studio di Castello di Andrea e Roberto. Bello. E sta bella maniera scoperti finza se poi i sospettati di cosa nostra, su commenti nasci di questa musica, no? Che mi tolta se no, scurtavo su una cosa e non sceso tutto questo processo che c'è stappava. Sesti, pochi paio di dischi sono usciti, ti andai a si inserrare in uno studio o in uno teatro, come in questo caso, e a parlare in goi, perché 3 tisi. Poi ci chiede di giocare su meglio, non sempre, cioè, tocca ad essere bene concentrato, tanti pensati. Diego, tanti pensati, tocca ad essere sul pezzo. Concentrato, poi questa cosa incredibile di questa canzone, di questo disco, è proprio con mente stato tribagliato. Capite, questa canzone di questo disco sono 3 prove. La prima 3 volte che noi non siamo usati in sala prove. Poi abbiamo cominciato a suonare dal vivo. Non abbiamo registrato una piccola preproduzione, però non su disco vero. Abbiamo registrato, poi dopo ho fatto il Vogel dopo, ho registrato il Vogel dopo, se ho partito, torna in America, è scominciata la pandemia, certo. Quindi ha barrato il primo po' praticamente un altro anno e poi abbiamo infatti deciso, tutto il primo che non doveva un concerto, dovrebbe essere. Vabbè, all'interno concerto però questi stati aveva usato dei fatti da polleggia, insomma, che se uno va a dei concerti su tu sei fatti. Ma non siamo sposti da dischi di Carenare, che non siamo sposti da promo, si stile passato, abbiamo nato che pandemia o non pandemia, noi questi stili dobbiamo suonare. Abbiamo legato l'agenda di ognuno, segato si ammazza a chiunque e a Savine che ci si fa. Andà bene, ancora un pacchetto di sonus e a posti si torna dopo il resto regionale. Se la vita non sorride più, pregare al demonio non è poco, però se al mio domani non ci pensa Gesù, allora dimmi tu Belzebù. Lei mi ha lasciato senza dirmi perché, la rata del mutuo è scaduta da un po'. Il sabato non è facile da organizzare, ma quasi quasi potrei provare. Ho conosciuto cosa vuol dire essere felice, mi piace. Non so trovare il santo giusto da votare, quello giusto per me. Le corna lunghe non mi spaventano e le candele per l'arredamento. Tutti quei dischi dell'heavy metal qualcosa devono significare. Sermoni del prete e non capisco perché sono sempre tutti buoni. Non funziona per me, tutti i colleghi cuccano più di me. A
calcetto mi scelgono ultimo, come a Roberto o a Baudelaire. Mi può aiutare tu, Baphomet? Il mio dovere è questo, fare qualcosa per me. In chiesa ormai non ci sto, da fuori non mi sembra un granché, nessun sacrificio però. Imparo a disegnare il pentacolo, lo provo poi ti dico com'è. Se la vita non sorride più, pregare il demonio non è poco però. Se al mio domani non ci pensa Gesù, allora dimmi tu, Belzebù. Se la vita non sorride più, pregare il demonio non è poco però. Se al mio domani non ci pensa Gesù, allora dimmi tu, Belzebù. E torniamo quest'ultima parte di questa regionale di oggi, ancora in Fuori due sono, ancora a Reo, vostra Sardegna, vostro via musicista e suonatori, si oggi, io sono al primo lavoro, se io sono in Paris a Diego Pani e Andrea Schieso, di Roma, la città di notte, poi regionale, non fetti di un processo creativo, ma vince da deformazioni musicali, deformazioni non fetti musicali, ma a zuva dessa musica, dessa socialità, dessa musica, nello saici. Ma in pruso con Diego potevo supportare vince da come tenai imprenditoria, nello saici, anche sia su spirito sia questo a inglese, no, do it yourself, no, sì, de autoproduzioni, penso che è un'etichetta, è un'etichetta, ma dove sta proprio una maniera di pensare chiesti questa del suo bank, permettimi sì. de nai. Poi di questa de Talk About, di questa etichetta, chiesti questa etichetta cosa tua, come ti nasci? Sì, Talk About Record nasce su 2008, subito dopo un festival che abbiamo fatto in Bidamia, in Santo Lussulzu, po' un istio, sul festival si naria Talk About Rock and Roll, in questo periodo sono io con una trumma che si naria De Giannis, che fa rock and roll. Tu sì, tu lo conosci so bene, mi presenta meda. Bello soffrisco, no? E da cui abbiamo cominciato a dare forma a un'idea che teníamos un montone di tempo, e cioè dare un logo sul disco della trumma mia, ma vinto a scriccare da zuare a terra strumma di Sardegna, o finza fuori di Sardegna. Proprio con l'idea di fare un'etichetta do it yourself, di seguire questa etica del suo punk hardcore, che due si ne chiede stare fuori a scrivere cose di tu, si chiede fare intendere, dopo poter fare in mille maniere e senza d'azzuto tenemos. E tra una cosa esatta era come siamo imbattuti a 28 dischi, una volta Kimbe o Sese su un disco mio, tutti gli altri su un disco di altra gente. L'etichetta fa che due pubblicazioni da sanno quasi, due dischi da sanno, in CD, in digitale, in vinile, come ne unissi dal due in vinile. E il meta difficile, è sempre più difficile. È questo, certo. Capite, ne puoi dare prima con Andrea proprio, si bene proprio pago il disco scomodo, soprattutto se non si suona, proprio non si ne bene nuda. Essa etichetta ne bene meta per spago desartista, compresi? Certo, sì. Quindi è proprio difficile a sostenere tutto si spesa che a me sul disco non mi entra da nuda. È normale. Non mi entra nuda, però la cosa importante è cercare di mandare avanti tutta una idea di fare produzione musicale da esutta, però da fare bene, come si tocca. Certo. Questa è una cosa importante. No, è una bella idea, e questa cosa che mi piace di De Bruso è questo spirito che doveva papà, che questi pizze sa uno spirito cooperativo, una reusaici, no? Assolutamente. C'è un accappio dentro delle produzioni, sì? Cioè questo che si chiama in francese un fil rouge di questa produzione. Este sicuramente su rock and roll e blues. Sicuramente questo è un accappio relativo a questa musica afroamericana e a questa idea di un rock and roll blues che il meda lo fai.
no? È il Certo, metal relativo a una idea quasi punk di questa musica. Un usono, un certo tipo di zona. Però in quella intro dove ste vinza sul primo disco de Donny, che come ste Donato Kerchi, Don Ah, sì, Leone, sì, che fa il certo, blues, sì. che è nascito però un su rap boom È vero, bap, no. che fa che è rap boom bap, però meda ispirato a su blues puro, Sì, sì. a Tom Waits, e quindi nasce da una bellissima collaborazione e soprattutto una bella amicizia. Però due ste vinza su disco d'esordio di Sanram, uno produttore, chitarrista nuresu che fa che ambient drone, ispirato me da Sardegna, però sono proprio ambient quasi doom quasi, Certo, e certo. finza due su disco. E non ti donaro, è possibile finza che in futuro doveva essere finza il disco del tenisco, canto a concordo. Poi no. Non mi chiedo vonere La casa. E due ti posso narrare un'etichetta che mi aggrada, che non si vuole nell'H, che è per esempio Anti-Records, sì, che è questa etichetta in due Tom Waits, sì, etichetta sì, americana. Che a sua volta è una sussidiaria di Epitaph Records, che è una delle etichette punk più storica, importanti, certo. fondata da su chitarrista dei Bad Religion, quindi... Se so vedendo questa storia del suo punk americano. Però torna tutto, compreso. Sì, no, che chi su mere di questa etichetta poi ne fa che un'altra che è sta aperta a millisonal de su mondo. E gente scida, no? Gente che ha curiosità di andare a ciccare altra musica, che sia la... Secondo me, in questa compagnia devo portarsi, è questa di te, qualità, no? Sì. Questo è E poi, s'altra cosa, è l'idea, come ti detto, di fare queste cose proprio con un'idea di cooperativa, un'idea di... Finza di sviluppo locale in un certo modo. Sì. Un'altra cosa che va a questa etichetta è un festival che si chiama Vulcani Blues nel Monteferru. Questo è un festival che io faccio da 7 istioso in Santo Lussolzo. In Monti dove fai questa No, cosa? dove faccio in una homo bellissima. Ah, vedo sì, no, è vero, scusa. Che come è un albergo diffuso, Sì, che si narra l'antica dimora del Gruccione. E noi facciamo questo festival in cui, che è un festival un po' pagazzente, organizzato con un pago il mezzo, ma sempre pensando a questa cosa bella, che è in su basso, che però sono fatta al bene e che rilassa una gracchi cosa. Sì, su voi del corso, insomma, c'ho di sa qualità. Ho lo serrei con Andrea, che è uno che storicamente, come te nai, di piace a giocare con mille generi di musica, no? Andrea di andare a questa musica black, ma di andare a vincere, è uno che vede una formazione classica, di andare a misturare con il rock and roll, ci punta altri progetti, come i Dance Floor Stompers, che sono belli progetti. Quanto è importante, Andrea, in una varia vuoi, questa sperimentazione in questa musica, secondo te? Queste sperimentazioni tutto che densi usano in sammenti. La prima cosa per me è conosci sa cosa tua, sa personalità tua e da ponni in sa musica. E a questo punto ad buttare in ogni patti. Certo. Ma la cosa più importante per me è agattare in su zona tu. Questa sperimentazione è una cosa che arriva da Brusa Travo. Sì. È vero, su questa cosa che mi permette di ascoltare le produzioni di poi ci sei tu, che zonas, è vero, su tu tenisi uno zono cosa tua, chi ponisi impari che sono su dei altri, può creare una cosa del nuovo. Questa è questa sperimentazione. senza recracare i No, certo, in democrazia, va. Però con personalità. Certo. Ognuno sullo gusto. Grazie Picciocco, sei stata una bella regionata. Con nosaltres, ma insomma, dato un esempio, quando ci fonti persone ospiti, che identi che nessuna cosa di noi, è tutto più facile, è tutto più bello. In noi si ascoltato una vaga musica cose usate, si faccio il meglio auguri su vostro benitori e alla prossima. Grazie.
prima riga è un saluto, come ormai non si fa più. Comincia il flusso di parole, eccesso di virtù. Descrive attimi passati, palchi vuoti, priorità. E prova a immaginarli prima che diventino realtà. Andare forti contro un muro, l'ansia ancora non c'è. Abbandonarsi non è stupido, senza chiedersi perché. I palchi vuoti ed i microfoni pronti per il gioco. Partite perse da perdere, soffiare sul fuoco. L'ultima riga è un saluto, è la firma, è il mio nome, è la firma, è il mio nome.